Le basi dell'autostima per loro sono quelle, le basi dell'autostima come feedback sono quelle che ricevono da noi. E quali sono? Sentirsi amati e desiderati. Ti voglio bene, voglio che tu esista, voglio che tu sia in questa casa, voglio che tu sia proprio il nostro figlio o nostra figlia. Questa cosa. Dare le conferme quando loro arrivano da noi: sto bene con questo vestito, ti piace questo tema che ho fatto, vi piace non so, la torta che vi ho preparato, a seconda dell'età che hanno, quindi le conferme. Insegnargli a riconoscere la rabbia, quindi non si devono nascondere le emozioni negative in famiglia, vanno riconosciute, vanno superate senza danneggiare sé, senza danneggiare gli altri. Sei arrabbiato? Sì, molto. Perché? E ascolto. Che cosa vorresti farne di questa rabbia? Come fai a buttarla via senza danneggiare te, senza danneggiare gli altri? Quindi l'ascolto, la comprensione, la possibilità in famiglia di esprimere le emozioni negative: sono arrabbiato, sono scontento, sono triste, sono addolorato, sono deluso, e insieme parlarne per vedere come uscirne, senza danneggiare sé, senza danneggiare gli altri. Non attenzione, attenzione, arriva il papà che è arrabbiato, tutti buoni, tutti muri, no? Se il papà arriva arrabbiato, fa piacere di dire: scusate ragazzi, io oggi sono arrabbiato per questo e questo motivo, insieme aiutatemi a sciogliere questa rabbia senza che la mia rabbia possa fare del male a voi, che non c'entrate niente. Così si fa. No, silenzio, butti fermi perché arrabbiamo. Quindi si possono portare le emozioni in famiglia, ma si devono anche, quelle negative, ma si devono anche sciogliere insieme. Un altro passaggio importantissimo: se per il loro bene dovete dire dei no, questi faranno aumentare l'autostima, perché sapranno che quando ricevono da voi un sì, è un sì reale, non dato dalla compassione, non dato dall'asfinimento, non dato dalla paura del conflitto, ma perché quel sì se lo sono meritati. Quindi è importante che nella loro vita ci siano i vostri sì motivati, i vostri no motivati, dargli il permesso di esprimere i desideri, darvi il permesso di dire quali dei loro desideri saranno attivabili e quali no. Quindi puoi esprimere tutti i tuoi desideri, poi io ti dico quali sono possibili e quali no. E quindi imparare anche voi a dividere: il no divide, pulisce, chiarisce, fa un effetto corroborante nell'identità. L'altro ultimo passaggio: dovete superare l'avidità, l'aridità affettiva. Ma io non sono mai stato abbracciato dalla mia mamma, allora non so abbracciare, ma io ai miei figli voglio bene ma non mi so carezzare, ma io non so dire voglio bene. Oh, svegliatevi fuori. Ci si abbraccia, ci si accarezza, ci si bacia, ci dicono le cose gentili, si dice abbastanza spesso ti voglio bene. Avete voluto fare i genitori e imparate a farle. Non vi hanno mai abbracciato, cominciate voi. È che possiamo fare generazioni e generazioni di persone anaffettive solo perché la vostra nonna non ha abbracciato la vostra mamma e la vostra mamma non vi ha abbracciato. E cominciate voi. Quindi tutti questi discorsi del non sono capace, imparate. E siamo qui per l'apprendimento. Anche voi potete